Chi vi racconta che il fondo è una cosa buona vi sta prendendo in giro, e vi spiego perché. Perché noi il fondo l'avevamo pensato di modo che potesse essere un fondo per tutti gli azionisti, gli obbligazionisti insinuati al passivo. Insinuati al passivo avevano chiesto 2 miliardi all'interno della liquidazione, i soldi c'erano, ok? Da dividere proporzionalmente per tutti gli azionisti e obbligazionisti insinuati, niente di più, niente di meno. Considerando che in questi processi si parla di aggiotaggio, vuol dire che qualcuno in maniera fittizia ha manipolato il mercato delle azioni. Ora, un fondo creato ad hoc, ed è quello che ha voluto la Pupato, Maretta e tutte le associazioni filogovernative, ok? Ed è mesi che lo dico e continuerò a dirlo, perché quelle che promuovono questo fondo sono filogovernative, ok? Un reato per fondi, per vittime, un fondo per vittime del reato finanziario, con 100 milioni dentro. Vuol dire, dopo l'hanno aumentato, ma questo è stato l'inizio, no? Ce lo dimentichiamo? Diamo miliardi a intesa, noi 100 milioni di elemosina, da tirare fuori dove? Tra i conti dormienti, tra gli assegni non ritirati. Questo ci volevano dare. Quindi per questo fondo bisogna essere vittime e bisogna che ci sia un reato. E oggi non siamo né l'uno né l'altro.